Tutti, oggi è il martedì 23 febbraio, ci troviamo qua presso la sede di Udine della Regione per la conferenza stampa sull'apertura della nuova attività dell'orchestra regionale dopo i recenti eventi che ben sapete. L'assessore De Anna, come è noto, è stato uno dei principali sostenitori della loro orchestra sinfonica regionale, con diverse iniziative e molta anche forza. Volevo chiederle, in virtù, alla luce di questa esperienza, quali sono le nuove sensazioni e le nuove aspettative che ha lei nei confronti di questa rinascita, se vogliamo, culturale e musicale di questa realtà? Guardi, vorrei usare una metafora calcistica. Noi oggi abbiamo una squadra di calcio nella nostra regione che è l'Udinese, che sta vivendo una stagione straordinaria. Solitamente questa squadra, per intelligenza dei propri dirigenti, era una squadra che vedeva arrivare tantissimi giovani a giocare a calcio, poi questi giovani, una volta che sono maturati, sono andati in tutte le squadre maggiori, dall'Udinese alla Juventus, al Milan, all'Inter. Oggi la stagione che sta vivendo l'Udinese è tale per cui molti giocatori, io credo del Milan, dell'Inter e della Juve, vorrebbero venire a giocare con l'Udinese. Ecco, l'orchestra io mi auguro che abbia questa evoluzione. È un'orchestra flessibile perché va nel territorio, quindi anche sostenibile. Un'orchestra dinamica non solo nella giovinezza dei suoi partecipanti ma anche nella sua giovinezza delle idee, un programma triennale ben orchestrato e registrato dal nostro trainer, come l'ho definito il maestro Claudio Mansutti, un presidente della Fondazione Bon che ha dato spazio in questo momento alla criticità istituzionale, perché voglio ricordarla, ad oggi le istituzioni che avevano garantito la loro presenza sono rimaste solo la provincia di Pordenone e la regione che ha approvato lo statuto. Le altre realtà, dalla provincia di Udine, alla provincia di Gorizia, di Trieste e allo stesso comune di Udine, non hanno approvato lo statuto. E quindi oggi trova casa nella Fondazione Bon. A breve convocherò anche le altre istituzioni per capire se possiamo evolvere verso una progettuale istituzionale molto più forte, ma il fatto stesso che l'azienda speciale di Villa Manin, il Mittelfest e soprattutto la Banca Popolare Friuladria si avvicini sostenendo il primo blocco di concerti, che è quello della musica sacra, ci dice che siamo sulla strada giusta. E quindi concludo non più con la metafora calcistica ma con la lingua della globalizzazione. Oggi abbiamo segnato un punto: we start together, noi partiamo tutti insieme. Sulla strada incontreremo tante altre persone, l'augurio è che altre persone si aggreghino a noi, ma l'importante è che i musicisti abbiano una certezza triennale di suonare almeno in 4 blocchi e quindi una semestralità, avere uno stipendio che a loro è molto importante per loro e per la loro famiglia, e per continuare con grande professionalità il lavoro che stanno facendo. Grazie. Siamo qua con il signor sindaco, il professor Onsel, sindaco di Udine, che ha seguito attentamente le vicende e gli sviluppi di questi ultimi periodi dell'orchestra. Vogliamo chiedere a lui una impressione, quali sono le sue aspettative per questo nuovo progetto di rilancio di nuova attività culturale e musicale sul territorio dell'orchestra sinfonica. Io penso che questi professionisti, questi artisti hanno un'esperienza che sono un patrimonio della regione, dobbiamo fare di tutto per tenerli uniti e per far sì che si possa avere in questa regione un'orchestra sinfonica stabile, itinerante, come lo era e come sembra che adesso con questo progetto lo possa ridiventare. Mi piace questo progetto, sono 3 anni di progetto che ci danno il tempo anche per riflettere come poter poi stabilizzare. Il Comune di Udine fu l'unico degli enti locali che si oppose allo scioglimento della precedente istituzione, quindi io speravo appunto di poter già utilizzare la vecchia istituzione per questa stabilizzazione. Io avevo detto non sciogliamola prima di aver trovato qual è la nuova veste. Oggi mi sembra che grazie appunto alla Regione che ha capito, all'assessore De Anna che hanno capito questo patrimonio, c'è un po' di serenità per i prossimi 3 anni, ecco, lasciamo che i musicisti per questi 3 anni suonino e noi come amministratori e politici pensiamo a come renderli stabili. Quindi per concludere, il discorso della continuità favorisce anche un nuovo coinvolgimento della compagine musicale all'interno della stagione del teatro e all'interno anche delle iniziative del Comune di Udine.
Ma certamente l'orchestra, come ho detto, è un patrimonio. Io ho apprezzato moltissimo il concerto così estemporaneo che fecero sotto la Loggia del Lionello in occasione del 1° maggio, e ho visto che tantissimi cittadini udinesi e della regione erano molto vicini, quindi quest'anno anche nella stagione del Giovanni da Udine credo che saranno numerose, spero appunto che saranno il più possibile gli appuntamenti, oltre a quelli già in cartello ce ne possano essere di più, anche perché sono i 150 anni d'Italia, e così anche per i prossimi 3 anni. Grazie. Bene, abbiamo qui con noi il presidente dell'Associazione dei Sinfonici, Paolo Mazzoleni. Paolo Mazzoleni, che è testimone oggi di questa assemblea che sancisce la ripresa dell'attività appunto dell'orchestra, a cui vogliamo chiedere un'opinione, quali sono le sue sensazioni e quali che sono le sue aspettative per il futuro. Io non posso far altro che ripetere quello che ho detto poco fa in conferenza stampa, e cioè il fatto che siamo ben felici che ci sia questo nuovo entusiasmo nei confronti del progetto orchestra, che per 2 anni invece è stato confinato nel campo dei problemi, diciamo così. Abbiamo sentito oggi dalla voce dell'assessore De Anna la messa in campo di questo progetto triennale, perché alla fine si tratta di un progetto tale, che partirà quest'anno, che speriamo ponga, diciamo così, quello che è stato il problema dell'orchestra sinfonica su un binario nuovo e che guardi un po' al futuro, insomma, che ci consenta di fare dei programmi di lungo respiro. Ecco. Grazie. Siamo qui con il professor Calabretto, direttore del Conservatorio di Udine. Vorremmo sapere da lui qual è la sua impressione e quelle che sono le sue aspettative alla luce di quanto è emerso quest'oggi alla presentazione di questo nuovo progetto di attività dell'Orchestra Sinfonica Regionale. Ma grande soddisfazione, nel senso che mi pare di capire che le cose si sbloccano da una fase di stallo. Come ho detto prima in conferenza stampa, per me è stata una sorpresa, positiva naturalmente, perché nel corso di questi mesi questa elaborazione del progetto non ha visto l'interlocuzione del conservatorio. Poco male, tutto è bene quel che finisce bene, il conservatorio non può non essere presente e non può non essere vicino a una realtà che comprende per gran parte musicisti usciti dal conservatorio. L'apertura di credito fatta nel segno delle future ipotetiche collaborazioni con l'istituzione trovano ovviamente grande disponibilità, penso da allargare anche all'altro conservatorio regionale, anche se, come tutti sappiamo, insomma, i musicisti sono per lo più usciti dal Tomadini. Dopodiché auspico che questa orchestra cresca sempre più nel segno di una sempre maggiore qualità, di una sempre maggiore collaborazione con direttori importanti, non per atteggiamenti di toccata e fuga, ma per lavori di crescita, con solisti naturalmente, in modo che possa diventare sempre più autorevole e sempre più autorevolmente proporsi nei teatri della regione Friuli Venezia Giulia, in primis, e poi nelle altre realtà nazionali e internazionali. Quindi sotto questo aspetto do la mia personale grande disponibilità, anche alla luce della collaborazione col Teatro di Pordenone. Siamo qua con la dottoressa De Riu, una persona che ha legato tantissimi anni della sua esperienza professionale all'Orchestra Sinfonica Regionale, che è tornata in campo attraverso l'assessore De Anna, attraverso la Regione, per dare il suo contributo a questa nuova iniziativa. Ecco, vorremmo chiederle quali sono le sue aspettative e quali sono le sue sensazioni alla luce di quanto è emerso quest'oggi. Quando mi è arrivata la proposta del dottor De Anna, sinceramente io sono rimasta un po' perplessa, perché uscendo da un'esperienza di 10 anni effettivamente avevo un po' di timore. Collaborando col dottor De Anna, che è una persona veramente entusiasta e soprattutto è un decisionista, lui mi ha detto: io voglio far ripartire questa orchestra. Ne abbiamo parlato dei progetti, quali erano i presupposti, che non era un'orchestra che si sarebbe fermata per un anno, questo era importante per poter lavorare e programmarla meglio,
Ci siamo capiti immediatamente e abbiamo iniziato a lavorare con grandissima soddisfazione, e se non c'era il dottor De Anna questa orchestra non sarebbe mai partita, perché oggi sono intervenuti diverse istituzioni a parlare, però di fatti concreti non ne hanno mai portati. Il dottor De Anna invece l'ha fatto.